reazioni e quale sarà l'ubicazione di questo posto per la quarantena a Castel di Prato? Beh, direi che come luogo è stato scelto uno sicuramente idoneo, perché all'interno di un campo militare si tratta di appartamenti che possono essere utilizzati anche per questo scopo. Tra l'altro la zona è interessata anche dall'elisoccorso notturno regionale, quindi una zona che ha anche una vocazione sicuramente sanitaria. È un'area molto distante dalle zone, diciamo così, residenziali, e quindi mi sembrano aree sicuramente idonee per questo scopo. Oltretutto la garanzia anche dell'area militare conferisce al luogo una sicurezza maggiore anche per quanto riguarda gli accessi e le visite. Penso che sia una scelta corretta. Si parla di 35 posti letto, 35 stanze, sono già operativi? Ho sentito ora che le autorità militari hanno dato il via libera, quindi ritengo che possano essere rapidamente attrezzate in caso di emergenza, e quindi penso che siano idonee per l'utilizzo e che siano immediatamente pronte nel caso dell'emergenza. Speriamo che non si creino le condizioni e la necessità per farlo. Un incontro per ribadire quanto contenuto nella ordinanza, per sottolineare l'importanza di essa, per far sì che ci sia una uniformità per quanto riguarda le misure e la loro applicazione, e anche per evidenziare che chi ha bisogno di chiarimenti può oggi rivolgersi alla mail che è stata data e anche ai numeri che sono stati dati. Ci sono molti problemi, molti persone chiedono ai centri commerciali, ai mercati, qual è l'atteggiamento da assumere. È stato anche qui ribadito che nell'ordinanza non è fatto riferimento alcuno per quanto riguarda i centri commerciali, e anche il fatto che, diversamente da altre magari situazioni regionali, nel nostro caso osservano gli orari bianchi. Ci sono delle indicazioni o dei punti che discuterete anche al CAL? Allo stato dell'arte non è previsto. Poi voi sapete che nell'ordinanza è specificamente detto che vi possono essere delle modifiche che evidentemente saranno, qualora presenti in rapporto all'evoluzione dello stato epidemiologico, saranno verificate, viste. Sui mercati però pare che andiate in ordine sparso, se non ho capito male. Ci sarà una indicazione anche per quanto riguarda questo aspetto, perché l'approfondimento avverrà in particolare domani, quando vi sarà un incontro con vari soggetti economici, con le organizzazioni economiche.